Buon pomeriggio amici ed amiche di Sportissimo Channel, benvenuti a Calcio 5 Show. Iniziamo subito ovviamente ricordandovi che sono ripartiti i campionati amatoriali e dalla prossima settimana avremo modo insomma di ospitare anche alcune squadre che ci racconteranno come sta andando, ma ovviamente bando alle ciance, abbiamo subito degli ospiti da Prata, o meglio in viaggio, e con noi il consueto appuntamento con Gianluca Schmidt, del direttore marketing del Macam Prata, che milita in Serie A2 di calcio A5, quest'oggi in viaggio e mi pare anche in buona compagnia, ecco. E quindi Max, insomma, presentaci te, l'ospite e quant'altro. Beh, che ti posso dire? Intanto, vabbè, lo conosciamo ormai benissimo perché ogni sabato, se può, naturalmente, è qua ospite nella nostra trasmissione e ci delizia sempre con le sue perle, raccontandoci un po' il campionato del Macamprata e che sta facendo in maniera straordinaria caro Gianluca. In questo momento 10 punti di vantaggio sul sesto e quindi che dire? Direi che siete veramente una corazzata, è veramente difficile giocare contro di voi e gli avversari se ne sono ben accorti. Oggi giocherete proprio in quelli di Belluno, no? Proprio con la Canottieri. Raccontaci un po' di questa Sì, partita, insomma, come affronterete il tutto e come sta andando. intanto buongiorno a tutti, è sempre un piacere per noi essere connessi e collegati con voi, siete degli ottimi professionisti e ci date sempre l'opportunità di raccontare in live il mondo Maccan Calcio a 5. Siamo con le montagne davanti, siamo arrivati in quel di Belluno, giocheremo con la Canottieri alle ore 16 in campionato e li rincontreremo martedì in Coppa Italia. Non vi nego che è un momento sì di grande emozione e di consapevolezza perché la squadra sta giocando bene, ma anche di qualche pensiero perché abbiamo due giocatori infortunati, Filippo Lari che stiamo recuperando lentamente e Gabriel che mi sta tenendo il telefono, l'altro nostro pivot, uno dei nostri giocatori più forti che ha avuto anche lui una lesione ai legamenti e dovrà essere purtroppo operato, quindi questo condizionerà e modulerà diversamente la squadra, ma il buon Sbisa è in gamba e siamo fiduciosi. Adesso entro in galleria, spero di non perdervi. Se Ecco, speriamo di non perdere Gianluca. Quindi una Mi partita sentite? importante quella di oggi per consolidare il vantaggio. Ti sentiamo, ti vediamo un po' scuro, ma ti sentiamo. Esatto, sì, in questo inizio Ecco, di scusatemi. diciamo girone di ritorno. Vittoria la scorsa settimana per 2-1. Caro Gianluca, se vuoi raccontarci com'è andata. Sì, allora è stata una partita molto difficile con un avversario che non ti faceva giocare. Siamo andati sotto, abbiamo preso un gol subito, dopodiché i ragazzi hanno recuperato con un pareggio, abbiamo avuto delle buone occasioni, pian piano abbiamo ingranato e abbiamo vinto con una punizione meravigliosa, con una palla che ha fatto un giro stranissimo del nostro Imamovic che ci ha portato alla vittoria. Abbiamo indubbiamente faticato, ma ci aspettavamo che le altre squadre, e sarà sempre così, saranno estremamente agguerrite con noi perché tutte vogliono avere l'opportunità di arrivare alle final e siamo la squadra da battere. Devo essere sincero, i 10 punti in questo momento vanno gestiti, ma i ragazzi stanno dando tutto e di più. Marco Sbisà sta lavorando molto anche dal punto di vista fisico, proprio in logica Coppa Italia. Vedremo oggi con che modulo giocherà, non lo so neanch'io, ma ve lo racconteremo. I nostri avversari hanno sfide dirette perché credo che Sestu debba giocare contro MGM 2000, che è un avversario di Morbegno tutt'altro che facile, e la Videoton Crema invece non mi ricordo più con chi si scontra, con Aosta, che è penultima, ma a mio avviso, lo dico sinceramente, è una delle squadre che gioca meglio, quindi mi stupisco di vederli lì in fondo.
Quindi il tema tattico di oggi sarà da scoprire, vedere Mago Sbisà cosa si inventa. I ragazzi sono molto motivati, ma onestamente dobbiamo gestire senza falsi entusiasmi questi 10 punti di vantaggio. E poi vedremo, insomma. E poi li ritroviamo martedì, vi aspettiamo alle 20:45 al Palaprata, numerosi, perché sarà una splendida partita anche con qualche intrattenimento divertente. Devo dire Ecco, che Max, ha detto tanto, e poi tra l'altro, come ha detto proprio Gianluca, hai un ospite lì con te, insomma, che adesso noi insomma andremo a Ve lo intervistare, lascio, ve lo naturalmente. Quindi, lascio. ecco, Se esatto. volete fare una domanda a Gabriel, Ciao. Beh, Gabri, intanto ben arrivato. E cosa ti possiamo dire? Intanto ti facciamo in bocca al lupo per il tuo infortunio, naturalmente speriamo che tu possa tornare almeno a festeggiare qualcosa. Non vorrei allungarmi troppo perché poi dopo magari mi tirate una pietra dietro. io mi Però sto insomma, toccando, esatto, bravo, esattamente, fai benissimo. Però gli volevo chiedere a lui, naturalmente, perché anche queste cose qua, degli infortuni, no? Quando uno ha un infortunio, se lo sente che ha avuto qualcosa di veramente grave oppure non eri sicuro quando ti è capitato? Subito quando mi sono fatto male non avevo capito perché per fortuna non mi sono mai fatto male serio, no? Gioco da 15 anni questo sport e non mi sono mai fatto male così serio. Però facendo gli esami che già ho fatto sono andato da ortopedico e sembra un po' grave, sì, che devo operarsi. Beh, Enrico, purtroppo tu ne sai qualcosa, no, di operazioni naturalmente, perché può capitare, insomma, certo. cosa vuoi? Esattamente, purtroppo possono capitare queste cose qua. Che ruolo hai tu in squadra normalmente, o avevi adesso a questo punto? Io facevo pivoti nella squadra. tanta Vedi, roba, tanta roba. tanta roba. Gabri, Però, Gabri è però forte. Gianluca, sì. Dimmi, Prego, caro. prego. Nel frattempo gli abbiamo fatto compagnia, mi sa che sono arrivati, vero? Siamo arrivati, abbiamo il palazzetto alle nostre spalle, quindi Ah, siete benissimo. più diretta di così non si può fare. Quello che volevo No, devo dire... aggiungere è Sì, quella cosa che mi dimmi. sento di dire dal punto di vista della società, è che a noi interessa che Gabriel o tutti i nostri ragazzi che hanno un infortunio guariscano, prima di tutto per la loro vita come esseri umani e poi ovviamente anche come professionisti, ma quindi per noi è importante che i tempi di recupero siano corretti, che vengano messi in mano i migliori specialisti e che possano tornare a essere sani e integri. Il resto verrà da sé, quindi questo è assolutamente un diktat della società. Beh, questo mi sembra anche giusto ed è fatto bene a sottolinearlo naturalmente perché poi alla fine sono queste cose quelle che contano di più naturalmente ed è Sì, giusto che tu sì. lo abbia detto. Che ti posso dire? Però naturalmente un pivot perderlo vuol dire che devi avere comunque altri bei pivot che stanno lì a subentrare. Credo che voi abbiate una buonissima, tu insomma lo saprai, buonissima squadra, avete anche dei buonissimi Sì. rincalzi sicuramente. Però è ovvio che alle volte sostituire un giocatore non è mai così facile. Però io credo che voi e alle volte anche se manca qualcuno, la squadra compattandosi riesce comunque a fare il risultato. Chiaro che è dura, ecco, voglio dire, mantenere questo ritmo è veramente difficile, ma noi comunque pensiamo che quello che avete fatto fino ad ora, vero Enrico, è qualcosa di straordinario. Sì, questo è quello Sì, che dicono anche assolutamente. a livello nazionale, sì, che sia qualcosa di straordinario per una neopromossa. E questo è il discorso, Sì. no? Cioè, che arrivare lì e far Sì. vedere che insomma si è tra la prima della classe non è mica da tutti, ecco. Vuol dire che il campionato di Serie B non si era vinto, ma si era stravinto, si fa per dire, e quindi non è stato un caso, vuol dire che avete portato avanti con qualche piccolo innesto nuovo, siete riusciti a creare una squadra che già era forte, evidentemente. Evidentemente sì, insomma, vediamo adesso partita per partita quello che accadrà.
l'impegno è massimo, la consapevolezza anche, ma anche una buona dose di umiltà per affrontare le partite con il mood giusto. Giusto, perché poi se non si gioca da squadra, come ti ho appena detto, no? Se non giochi da squadra fai fatica a fare i risultati, ma comunque non si fanno quello che avete fatto voi se non siete squadra, è impossibile, cioè non esiste. Esatto. Se tu hai dei solisti, poi alla fine rimani a se stesso, se invece giochi di Certo. squadra i risultati vengono sicuramente. Certo. Enrico, ti Bene, lascio la Bene, vi palla. lasciamo perché parli andare sempre io. allora dentro il palazzetto, grazie di aver partecipato e a presto, buona Grazie. partita, grazie Gianluca, grazie Gabriel Grazie. e ci sentiamo poi per i commenti Certo. via WhatsApp. Assolutamente, grazie, buon lavoro e grazie ancora di averci invitati. Grazie a voi. Ciao Ciao ciao. Gianluca, Ciao. bocca al lupo. Ciao, ciao. Grazie. Ecco, adesso subito così, senza pause, abbiamo mister Riola, eccolo qua pronto per noi, quindi passiamo al Macan Prata femminile. Insomma, quanto prima ci auguriamo, mister, ci porterai qualcuno e speriamo anche Spada, prima o dopo, l'allenatore dei portieri, ecco. Intanto benvenuto e con te parleremo della vostra impresa di ieri sera, una nuova, diciamo, competizione che vi vede impegnati, diciamo, oltre al campionato, e quindi raccontaci un po' cosa è successo. Buongiorno a tutti. Innanzitutto faccio gli auguri di pronta guarigione o comunque un in bocca al lupo per l'infortunio di Gabriel, perché comunque per la società è una grossa perdita. Avere un'assenza così per diversi mesi e poi essendo un ragazzo giovane, valido, è sempre brutto. Ero lì presente anche quando è successo, quindi dispiace, gli faccio i miei migliori auguri, tutto qua. Riguardante a noi, cosa dire? Ieri sera è andata bene, abbiamo giocato bene, le ragazze si sono comportate veramente bene sotto tutti i profili tecnici, tattici, hanno interpretato la partita nella maniera perfetta, direi. Abbiamo subito 2 o 3 gol per leggere disattenzioni che potevamo evitare. Il campo era particolare, abbiamo giocato a Treviso in un campo piccolino, con un fondo anche un po' particolare, diciamo quasi un simil cemento. All'inizio, i primi 10 minuti siamo andati un po' in difficoltà, poi comunque le ragazze sono venute fuori con personalità, con velocità negli scambi, hanno giocato una partita perfetta, rischiando veramente pochissimo, a parte i primi 7-8 minuti, il resto posso solamente essere che soddisfatto della prestazione, insomma. Sì, perché infatti venivate da purtroppo una sconfitta, abbiamo raccontato sabato con una tua giocatrice del timore, diciamo, di quella che era una partita clou. Sabato purtroppo in casa avete subito la seconda battuta d'arresto, peraltro sempre con questa squadra, Val del Lago, che a questo punto, diciamo, diventa la vostra bestia nera. Sì, purtroppo sì, per fortuna abbiamo finito di giocare contro di loro, perché è veramente una squadra organizzata, squadra preparata, tecnica, abbiamo concesso qualcosina di troppo sinceramente, loro però veramente una squadra secondo me completa in tutti i reparti, dal portiere al pivot davanti. Una squadra che è giusto anche dire, quando trovi di fronte una squadra organizzata, attrezzata, che magari in quella partita lì ha qualcosa in più di te, si accetta la sconfitta nonostante faccia male. È una sconfitta che comunque ci vede ancora là in alto, per fortuna. Adesso ci siamo giocati il jolly, abbiamo ancora 3 partite alla fine di questo campionato. Jolly non ce ne sono più da giocare, quindi dobbiamo andare in campo sempre concentrate, sempre anche tranquille, perché forse eravamo troppo tese, non dico paura di perdere sabato, però comunque era un match di cartello, il Palaprata c'era parecchia gente a vederci, quindi c'era tensione, percepivo parecchia tensione, forse anche quello ci ha un po' penalizzato, però comunque le ragazze sabato si sono impegnate veramente tantissimo. Siamo andati vicino anche al pareggio, per lunghi tratti eravamo anche 3-2 per noi, però alla fine è andata così e ho fatto i complimenti a quell'altra squadra.
Beh, direi Luca, per che quanto tutto riguarda il modo. proseguo, diciamo, della stagione, adesso prossima settimana si ritorna a giocare in campionato? Sì, abbiamo tre partite ancora. Abbiamo venerdì Maniago, poi la settimana quella dopo l'Orange in casa e poi l'ultima di campionato contro il Basiliano che è lì a 19 punti come noi. Diciamo che non possiamo più sbagliare in sostanza. Non sarà facile, ovviamente, insomma, già dalla prossima settimana ti aspettiamo, o te, o insomma, qualcuna delle ragazze, o anche il buon Spada per raccontarci come è andata la partita, come insomma si sentirà la vigilia di questi match. E intanto complimenti per la vittoria di ieri e speriamo proseguiate nell'onda lunga anche visto che i ragazzi stanno giocando benissimo e quindi per il momento comunque siete anche voi in testa. Sì, sì, guarda, speriamo di rimanere là, come ho detto prima, mancano 3 partite, quindi cerchiamo di lavorare nel miglior modo possibile anche in allenamento, adesso pochissime assenze, quindi anche quella è una cosa fondamentale. Nel periodo natalizio c'è stata qualche assenza per vari infortuni, adesso abbiamo recuperato tutte, quindi siamo tutte quante al completo, c'è ancora una ragazza che ha un piccolo acciacco, ma in settimana dovremo recuperarla. Quindi speriamo insomma di affrontare già venerdì la partita nel migliore dei modi e non nego che comunque il vostro amico nonché il mio secondo Alessandro Spadotto sta veramente facendo un lavoro in maniera, non ho niente da dire, veramente una persona fantastica e un mister a livello veramente altissimo. Bene, direi allora che ringraziamo Luca Riola per aver partecipato. In bocca al lupo anche a voi del Macam Prata Femminile per il proseguo del campionato. Grazie e buon sabato, Luca. Grazie mille, ci sentiamo presto e buona continuazione e complimenti per la trasmissione. Grazie Grazie, mille, grazie grazie mille. Luca, a presto. Ecco, abbiamo subito a rota di collo in diretta anche Cristian Bertoli, in rappresentanza del Pordenone Calcio 5, che speriamo invece interrompa questa serie di pareggi, la pareggite del Pordenone con una vittoria, perché insomma sono 3 di fila, ma anche basta, diremmo noi, direbbero anche i tifosi, insomma. Ecco, intanto presentaci, caro Cristian. Benvenuto alla partita odierna. Ciao Enrico, ciao Max, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Sì, grazie per il mal di pareggite. Cercheremo oggi di sfatare questo momento così. Partita odierna, mi hai chiesto, incrociamo le dita, sì, però dobbiamo metterci un po' di più noi, insomma, le dita non dobbiamo incrociare le dita dei piedi, anzi. Ma partita di oggi, tutti guardiamo la classifica, ovvio, e sembra facile sulla carta, ma più oggi che mai non è una partita, la classifica non dice la verità, perché loro sono una squadra, tanto che come hai già sottolineato te, noi veniamo da 3 pareggi e quindi dobbiamo cercare di iniziare a rivincere e non è sempre facile vincere. E poi loro sono una squadra diversa da quella che abbiamo incontrato all'andata. In questa finestra di mercato si sono rinforzati con un paio di colpi di mercato importanti e sono una squadra che gioca, diciamo, tra virgolette spensierata, insomma, no? Gioca per divertirsi, gioca per segnare, vuole giocare, non molla per tutta la partita, quindi se noi giochiamo da Pordenone, allora sarà un certo tipo di partita, se no rischiamo, come rischieranno tutte le squadre che incontreranno il Pistoia in questo girone di ritorno. Quindi ecco, non sarà una partita scontata, ecco, questo certo, è il messaggio. Non sarà assolutamente scontata, come dicevi tu, visti anche questi acquisti da parte della squadra di Pistoia. Ma come per il Macan, anche il Pordenone Calcio 5 ha l'impegno odierno e anche un impegno martedì sera per quanto riguarda la Coppa Italia. Insomma, tra l'altro, insomma,
grande aspettativa. Martedì purtroppo entrambe in contemporanea nella stessa zona, faremo il tifo da lontano, insomma, ecco. Abbiamo questo vizio di fare bene qui in provincia, e quindi giocheremo entrambe in casa. È un bel vanto per la provincia di Pordenone, per il futsal del Friuli Venezia Giulia in generale. E Maccan sta facendo benissimo, lo sappiamo, ma noi non siamo da meno. Sì, giochiamo martedì, ok, però non mi va tanto di parlarne, perché sai come siamo fatti noi. Pensiamo una partita alla volta, quindi oggi abbiamo Pistoia e al Mestre in Coppa Italia ci penseremo dopo la partita. Adesso siamo molto concentrati su questa partita che, ti ripeto, non è per nulla scontata, anzi dobbiamo giocare veramente al top e pensare che sarà lunga, che durerà 40 minuti e non si metterà in saccoccia subito, anzi se pensiamo solo a fare gol, che sono ultimi in classifica, sono la peggior difesa, eccetera eccetera, diventa molto molto difficile. Oggi dobbiamo essere concentrati, dobbiamo essere forti mentalmente, avere pazienza e sapere di giocare 40 minuti tutta la partita con tutte le nostre risorse che abbiamo a disposizione. Quindi allora, guarda, Mestre ne parleremo martedì di Mestre, magari se riusciamo a fare un collegamento pre-partita anche per la Coppa Italia, sarebbe top, no? Giusto, Cristian. Allora io ho visto che, se Enrico mi permette, io volevo chiederti a questo punto, visto che del futuro non si può parlare, parliamo del passato. E ti volevo chiedere, no? Grande Max. Certo, scusa. Allora volevo chiederti, cos'è che vi è mancato, no? In queste ultime partite che avete fatto questi pareggi, cioè cosa vi ha portato a non essere poi così concreti magari e non riuscire a portare a casa la partita? Cosa è mancato? Perché alle volte, sai, possono essere piccoli dettagli, no? Anche, però magari sai com'è, più si alza il livello, più i dettagli fanno la differenza, senz'altro. Non parlerei di quello che ci è mancato, parlerei che il campionato è lungo, che le partite non si possono vincere tutte, che all'andata in questo momento della stagione avevamo 2 punti in meno, adesso ne abbiamo 2 in più se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, che abbiamo incontrato 3 squadre molto forti e molto in forma, e sono stati 3 pareggi per certi versi simili, ma che hanno molto diversi nello sviluppo di quelle che sono state le situazioni, di quella che è stata la partita, di quella che è stato il momento. Quindi nell'arco della stagione ci sono momenti positivi, momenti un po' meno positivi, e quando vengono i momenti meno positivi bisogna essere bravi anche a saper portarsi a casa quel punticino che nel dettaglio di una stagione a fine campionato può fare la differenza. Detto questo, oggi siamo bene, siamo in forma, siamo concentrati, quindi dobbiamo dimostrare che il momento è passato, che l'abbiamo passato bene, perché ripeto, abbiamo giocato contro 3 squadre molto in forma e molto forti, soprattutto giocare a Fossano in questo periodo non è facile per nessuno. Poi si vede il risultato di ieri che ha perso Genova 6-2, dici che cosa sta dicendo Bertoli, però sono situazioni, sono momenti. In quel momento, soprattutto sabato scorso, bisogna dire che abbiamo fatto, per chi l'ha vista e per chi c'era, una gran bella partita, sia noi che loro. Primo tempo meglio noi, potevamo fare qualche gol in più, secondo tempo meglio loro, potevano fare qualche gol in più forse loro, e alla fine il pareggio è stato il risultato più giusto. Max, posso farti una domanda? Prego. Quando gioca Sinner? A che ora gioca? Sì. E allora te lo dico subito, sì. Naturalmente Sinner dovrebbe giocare domani, naturalmente. Domani mattina o in nottata? Ma io credo che in nottata, verso l'1, insomma. Però naturalmente poi dipende da tanti fattori, perché ci sono anche i femminili. Però credo che abbiamo buone possibilità almeno di avere in semifinale Sinner. Ma sai, finché non c'è la certezza, bisogna giocarle, no? Prima non c'è niente da fare. Nessuno ha mai vinto niente, a meno che non si chiama, diciamo, Djokovic, che può aver vinto prima di incominciare un torneo. Però è difficile anche per lui, voglio dire, perché ormai la sua
è un'età avanzata e quindi diventa difficile anche per lui, perché se ricordiamo che le ultime 2 partite che ha perso, per dire, con Sinner, Sinner ha dimostrato un carattere mostruoso e quindi bisogna vedere poi in questa semifinale se ci sarà, io me lo auguro, tra Sinner e Djokovic, se finalmente ci sarà un passaggio, perché non è che uno può essere eterno, no? Nel tennis non è un po' come il calcio a 5 dove uno magari potrebbe riuscire, non lo so con certezza, ma potrebbe riuscire ad avere qualche anno in più. Però credo che nel tennis sia difficilissimo, ecco, da questo punto di vista arrivare fino a una certa età ed essere competitivo contro uno di 22 anni diventa veramente complicato. Speriamo nel passaggio di consegne, dai. Esatto. Dovrebbe giocare alle 6 di domani mattina. Ecco, vedi, neanche lo sapevo. Domani mattina alle 6, ecco, in mattinata, non a luna, ma alle 6. Sì, è fattibile. È fattibile. È fattibile, dai. Fattibile, faremo allora, Cristian, appuntamento oggi, quindi ore 16, giusto? Va bene, vi aspettiamo tutti. Chi non può vederci, che ci sia vicino con il cuore e col pensiero. Noi cerchiamo di accontentare tutti. Grande. Benissimo. Grazie Cristian, a presto. Grazie a voi, complimenti di nuovo. Buon pomeriggio, buon weekend. Ciao. Grazie. Ciao. E quindi grazie Cristian, insomma abbiamo ospitato tutte le principali squadre della FIGC. Ricordiamo che quest'oggi, dopo la vittoriosa trasferta di Padova, gioca anche il Naonis Futsal che viene da un 9-4 esterno, quest'oggi in casa contro il Giorgione, quindi gara anche per loro difficile, però insomma dopo la prima vittoria saranno sicuramente galvanizzati. E poi c'è anche la Serie C ovviamente della regione Friuli Venezia Giulia. Anche qua abbiamo 2 squadre impegnate in casa e nel particolare Pasiano ospita la Gradese Calcio, quindi dopo diciamo la sconfitta maturata ai rigori nella Coppa Italia, mentre l'Araba Fenice affronterà la Clark Udine. È tutto, Max, per questa volevo semplicemente dire che volevo ringraziare David Durigon che ci ha appena salutato. Ciao Rico, ciao Max, noi lo controsalutiamo e insomma hanno giocato una partita difficile, no? Il Bifid ha giocato una partita difficile, persa contro il Pordenone Amatoriale, credo, o Amatori, insomma, sì, e per cui il Beffed Futsal. Sì, esatto. E quindi niente, volevamo comunque fargli dargli un grandissimo saluto. Insomma, lo aspettiamo presto in trasmissione. Ecco, così come aspettiamo anche Francesco Marson dello Scafati Futsal che ci ha raccontato, insomma, doveva venire in diretta, poi non ce l'ha fatta. Hanno perso per 2-1 in Serie C CSI contro l'Anzano. Anzano che andremo a vedere, quindi vi rimandiamo a lunedì sera perché saremo ospiti della Fioreria Tolusso, quindi ore 20:45, ore 20:40 in diretta da Fagnigola per Fioreria Tolusso contro Anzano Calcio 5, quindi vedremo la squadra che al momento è al comando della graduatoria contro i nostri amici della Fioreria Tolusso. Max, è tutto direi per questa puntatona di Calcio a 5 Show, ci rivediamo presto, immancabili sabato prossimo, e a te buon pomeriggio, buon studio e buon weekend. Oddio, adesso più che altro buona lezione perché vado a fare lezioni di tennis e quindi vado a dare lezioni perché più che fare la vedo difficile. Ecco, questo è quanto, ricordando che ricomincerò a giocare anche qualche partitina, per cui mi vedrete in qualche campo a giocare. Attenzione, bene, dopo questo reveal da parte di Max, auguriamo tutti un felice weekend e uno spensierato sabato. A tutti voi grazie da Enrico e ovviamente a presto. E da Max, arrivederci.